Buongiorno cari amici e benvenuti alla 29esima lezione di Radiostesia Basic. Oggi andremo in soccorso delle coppie perché mi sono reso conto che c'è qualche piccola pecca in alcune coppie che mi contattano via Facebook, via WhatsApp, via Telegram, eccetera, e quindi ci vuole un piccolo aiuto per queste coppie e vedete che il vostro marietto è sceso in campo coi pezzi da 90, vedete questa pietra, questo sasso, l'ho fatto io, questo pendolino con una catenella, sono andato addirittura in un Duit a comprare una catenella e l'ho incollato bene, quindi scendiamo in campo con i pezzi da 90, con qualcosa di veramente solido e robusto per dare un aiuto a queste coppie che sembrano un po' incrinate. Quindi fate già presupposto che avete visto le altre 28esime lezioni di Radiostesia Basic e se non l'avete fatto il vostro marietto vi consiglia di andare a vedere nella playlist del canale, di iscrivervi, e in più vi chiedo di iscrivervi al canale di Ildegard Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 Ildegard Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito ogni lunedì sera. Siete tutti invitati e qui sotto in descrizione vedete il link, non mancate questa occasione finché le porte rimangono aperte. Bene, adesso vediamo un po' questa situazione per queste coppie che insomma sono un po' traballanti e poi con questi social c'è sempre un po' di attacco, poi ve l'ho anche detto, sta arrivando anche come si suol dire un'onda dal Sud America e dall'Africa che insomma bisogna proteggersi a livello di magia, insomma, ma questo è un altro discorso che vedremo nelle pillole esoteriche, quindi seguite anche le pillole esoteriche per riuscire a difendere la propria coppia, la vostra compagno o compagna. Comunque iniziamo. Bene, mettete il testimone qui, quindi adesso non mi prolungo a spiegare cos'è un testimone perché parto presupposto che lo sappiate e se non lo sapete andate a vedervi le altre 28 pillole radiostesiche gratuite al vostro marietto veneziano. Mettiamo qui il pendolino e chiediamo se questo percorso va bene per la nostra coppia. E il pendolino vedete che dice subito di sì, è un pendolino pesante, di potenza, è proprio di peso, chiaramente va bene anche quello gettone. Bene, passiamo al prossimo circuito. Vi ricordo che questi circuiti si possono scaricare liberamente e gratuitamente sul sito capitano.altavisto.org. Mettiamo qui la nostra foto del testimone vostra e vedete ad esempio in questo momento, chiedete in questo momento come sta andando la nostra coppia e ad esempio in questo momento dice insufficiente e dopo il trattamento vediamo come sarà il nostro valore e il pendolino ci dice che sarà sul buono ottimo, vedete, quindi sappiamo già che quando inizieremo, cioè adesso, ma questo chiaramente è solamente una pillola didattica per farvi capire l'evoluzione e la forza di questo circuito, prima chiedete come state andando adesso e dopo il trattamento, quindi fatto questo, cosa facciamo? Prendiamo il prossimo circuito, questo qui è per rimandare indietro robe negative che chiunque ci mi ha mandato contro, quindi cosa fate? In questo caso qui mettete nome e cognome della persona, lasciate stare il tempo perché qui lasciate per un mese, lasciate il vostro nome e cognome della vostra coppia e scrivete anche amore, unione e quant'altro e poi prendete il pendolino e fate girare in senso orario, vedete? Minimo 21 giri, ma l'ideale sarebbe fin quando non perde la forza e si ferma. Quindi fatto questo, cosa fate? Praticamente finito questo raggruppamento, questa valorizzazione, prendete la vostra macchina radionica e la posizionate in un posto sicuro, sopra un tavolo, sopra un armadio o dentro un cassetto. Non ha bisogno di luce solare e neanche del NOR per via che qui sopra, vedete, qui sopra c'è il tondino che non richiede i punti cardinali. Quindi lasciate massimo un mese, nome e cognome di voi, vostro marito, vostro compagno, vostra fidanzata, e scrivete nome e cognome di tutti e due con su scritto amore, insomma robe propositive e lo lasciate lavorare. Poi il secondo circuito che voi già conoscete, quadrante radiostesico per unire le coppie, sempre nome e cognome,
prendete pendolino, tastino destro, vedete, raggruppate, valorizzate, e anche questo almeno per un mese, così che raggruppate. Questo è chiaramente per persone che sono già unite, che magari hanno qualche attacco esterno. E poi anche questo, così che prende anche le forze cosmiche dell'uomo, quindi nome e cognome, con su scritto amore, lunga vita, insomma tutte cose propositive per la coppia. Valorizziamo, vedete, tutti i circuiti si trovano o nei gruppi di Hildegard Marietto Veneziano o nel sito capitano.altervisto.org e sono gratuiti. Bene, fatto questo, mettete tutti questi 3 circuiti in un posto sicuro e lasciate, o a fine, come si suol dire, al raggiungimento del risultato, o massimo un mese. Bene, cari amici, per il Marietto Veneziano, la 29esima lezione di radiestesia basic è tutto. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegard Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove al lunedì sera alle 20:30 Hildegard Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!